Gli iscritti sono tanti, abbiamo più di 100 persone iscritte, però di solito al corso si va dai 40 ai 50 partecipanti. Dunque, vi presento Emanuela Ferretti. È un'amica, amica, collega, ci si conosce, Emanuela, credo dalla ricerca su Empoli. Dal 96. Ecco, brava, dagli anni 90. Io sono dagli 90. 25 anni. Sì. 25 anni. Sì, ecco, quindi sono tanti. Quindi la ringrazio tanto, lei come tutti i relatori, che quindi ha dato la sua disponibilità a tenere questa conferenza, e come vi disse anche l'altra volta, l'hanno fatto veramente con gentilezza, perché nessuno viene remunerato. Emanuela è docente di storia, è architetto, docente di storia dell'architettura al Dipartimento d'Architettura di Firenze. La sua attività di ricerca che porta avanti da parecchi anni, insomma, è un'attività intensa su diversi temi. Principalmente, io ne cito solo alcuni, temi dell'architettura del Rinascimento. In particolare si è occupata anche recentemente di Michelangelo, di Leon Battista Alberti, di Leonardo da Vinci. Un altro tema molto caro a Emanuela è il tema delle acque. Il tema delle acque, ovviamente, specialmente in età moderna. Il tema delle acque alla scala territoriale, e quindi si è occupata e continua a occuparsi di acquedotti, di lavori idraulici, di sistemazioni dei corsi d'acqua, di terme anche, di bagni. Ha fatto una bellissima ricerca sui bagni di Santa Margherita a Montici. Decine di pubblicazioni, partecipazione a convegni, a progetti nazionali e internazionali, collaborazioni con musei, quindi potrei dire chissà quant'altro ancora, ma non voglio rubare tempo alla sua conferenza. Ecco, vedete già appunto la copertina. Dico soltanto per gli insegnanti, io metterò nella chat come sempre il link al foglio delle firme, quindi basta cliccare sul link, aprire il Google Form, mettere nome e cognome e rinviarlo. Semplicemente questo. Quindi lo metto fra un po', perché chi si collega più tardi poi non vede la chat precedente, quindi lo metterò, diciamo, fra una decina di minuti. Io spengo il microfono e lascio la parola a Emanuela. Grazie. Si vede tutto? Sì. Benissimo. Forse lo puoi mettere a schermo intero, forse. Sì, ma era per lasciarmi la sequenza per allora lascialo pure così. Ma si vede bene lo stesso, Allora, se no, aspetta, si lascia così si vede ancora meglio. Allora, giustamente Anna ricordava i miei studi sull'idraulica e le acque in età moderna, che nascono, vedo fra il pubblico da lontano, perché io mi sono formata con Carla Rombi e quindi è stata un po' lei che mi ha introdotto a questi temi, che poi non ho mai lasciato, insomma, una sorta di fiume carsico in senso letterale che mi ha accompagnato. E anche oggi il taglio che ho dato a questa presentazione è legato essenzialmente al fiume, quindi certamente il professor Rombai e la collega... Scusate, ma io sento una voce molto gracchiata, riesco a capire poco. Dovete spengere i microfoni tutti, anche lei, Ivo. Deve spengere il microfono e poi sentirà meglio. Il mio è spento, io lo... Bene. Dicevo, anche oggi la chiave di lettura per questo mio intervento è legato essenzialmente all'acqua, perché se si può dire che Siena è la città legata alla strada, Firenze non c'è dubbio legata al suo fiume, e anche l'origine nella geografia della città, nelle elogia urbane del Medioevo e poi del Rinascimento fanno addirittura risalire anche l'etimologia del nome della città alla confluenza del Mugnone e dell'Arno, quindi è nel DNA di questa città il legame con l'Arno, e dunque anche della Piana, perché l'Arno naturalmente è stato un fiume
che ha dato molti problemi, e lo ricorderemo tra un minuto, in una celebre memoria di Vasari alla città e anche alla Piana, ma è stato anche una via di comunicazione di straordinaria importanza, e molte volte anche alternativa a una viabilità, la strada romana, la via Pisana, che soffriva fortemente della sua vicinanza all'acqua e quindi anche in seguito alle numerose esondazioni era spesso impraticabile. Quindi percorrere l'Arno coi barchini, coi navicelli è stata una consuetudine fino all'arrivo della strada ferrata negli anni 40 dell'Ottocento, che ha ribaltato profondamente una serie di dinamiche, tanto da far dimenticare in parte la funzione del fiume come vera e propria idrovia e quindi il suo ruolo trainante per l'economia, quindi un fiume che crea ricchezza, un fiume che crea distruzioni. E in questo binomio, diciamo così, fra distruzione e ricchezza si svolgerà anche una parte delle nostre considerazioni, evocando anche il grandioso progetto di Leonardo per superare appunto le criticità della navigabilità continua dell'Arno con il grande canale irrealizzato, ma che rimane un progetto comunque di grande rilievo, perché questo Arno è un fiume, come ci ha ricordato tante volte anche il professor Rombai nei suoi studi, che ha sempre avuto problemi di portata, quindi soggetto a riempirsi per le piogge improvvise, ma nello stesso tempo sottoposto a periodi di magra molto molto forti, tanto che, forse lo sapete, Brunelleschi per sfruttare al meglio l'idrovia e quindi far lavorare il cantiere della cupola anche durante i periodi estivi, quando l'acqua scarseggiava e quindi quando la navigazione non era possibile che si svolgesse, si inventa un'imbarcazione, una slitta, una sorta di mezzo anfibio, diciamo. Gli studiosi ancora sono piuttosto fantasiosi nelle ipotesi ricostruttive di questa fantasmagorica imbarcazione, che doveva permettere di trasportare le tonnellate di marmo che sarebbero servite appunto per i costoloni e poi per la lanterna, anche se poi viene realizzata più tardi da Manetti Ciaccheri. Comunque questa imbarcazione doveva utilizzare anche nei periodi di magra il fiume, quindi navigare dove si poteva navigare e poi essere trainata dai buoi nella famosa via Alzaia, cioè quella che correva lungo la riva, sostanzialmente lungo la riva a destra del fiume, e poi arrivare, quindi permettere di risalire il fiume controcorrente. Bene, questa imbarcazione, che venne chiamata dai fiorentini in senso dispregiativo Badalone, proprio per la sua forme sgraziate, per la sua anche sfortunata progettazione e poi realizzazione, naufragò miseramente, lasciando i preziosi marmi di Carrara in un luogo che si pensa fra Castelfranco di Sotto e Empoli. Qualcuno ha anche provato a cercare i resti dell'imbarcazione, ma per ora senza risultato. Quindi anche Brunelleschi, questo fallimento è rimasto una macchia nella sua luminosa carriera, però appunto questo ho evocato questo episodio per darvi conto appunto che Fiume è stato considerato una idrovia fondamentale. Le stesse colonne marmoree che avrebbero dovuto arricchire la facciata di San Lorenzo nel progetto michelangiolesco del 1519 avrebbero dovuto transitare fino al ponte Assigna, perché naturalmente l'Arno era pienamente navigabile fino a Assigna, poi bisognava cambiare imbarcazione, trovarne una più piccola di un cabotaggio minore per poi arrivare al Pignone e quindi essere scaricata a Firenze. Anche le colonne, forse una è stata trovata qualche anno fa, si pensa che sia legata al perduto progetto michelangiolesco, ma insomma questo per dirvi che anche oggetti importanti sono passati dal fiume. Sappiamo ad esempio anche che Ser Piero da Vinci, il padre di Leonardo, ha erogato dei contratti proprio per il trasporto dei materiali lungo l'Arno, e in particolare abbiamo notizia di un suo rogito per materiali che da Pisa, quindi dalla Bocca d'Arno, dovevano arrivare a Siena e quindi che vengono scaricati a Ponta Elsa, e siamo appunto
oltre la piana fiorentina, ma insomma poco dopo Empoli, e da lì avrebbero proseguito via carro sulla Francigena per arrivare alla città del Palio. Quindi è tutta una storia fatta di microeconomie, ma anche di un'economia di scala maggiore, perché appunto l'Arno permetteva di svolgere i commerci da Firenze al mare. Ci sono numerosissime lettere del Datini che sono state studiate dagli storici dell'economia, che quasi giornalmente permetterebbero di conoscere nei primi anni del 400, negli ultimissimi anni del 300, tutta quella fabbrile attività che si svolgeva appunto intorno al fiume, ai suoi porti, ai suoi passi di nave che evocheremo anche oggi, e che costituivano appunto una vera e propria asse infrastrutturale ante litteram. Ma si diceva appunto il fiume è sempre stato un fiume che ha creato molti problemi ai fiorentini e agli abitanti della piana fiorentina. Questo brano del carteggio vasariano è molto anche ironico e divertente, raccontando di suoi commissioni artistiche, quindi in una lettera molto forbita al segretario ducale Jacopo Guidi. Vasari ricorda la disastrosa alluvione del 3 settembre del 1557 che portò metri cubi e metri cubi di fango nella cattedrale Santa Maria del Fiore, ma anche soprattutto in Santa Croce e anche in Santa Maria Novella. Quindi quella disastrosa alluvione che lasciò per settimane e settimane la città in mezzo proprio alla mota. E questa lettera è molto interessante perché appunto raccontando questo disastro Vasari ricorda: intanto io andrò sguazzando per Fiorenza in questa melma che ha portato Arno, il quale ha fatto lega con i commissari della Belletta perché l'anno si lievi durante il loro uffizio, cioè come se ci fosse una sorta di congiura fra chi doveva poi levare, quindi guadagnare dal trasporto del fango e il disastroso evento atmosferico, perché l'anno si levi durante il loro uffizio e spero che la ritroverete ritornando più liquida che mai. E nella lettera di qualche giorno successivo, descrivendo sempre al Guidi la sua attività giornaliera nella città invasa dal fango, lui dice vi auguro appunto che voi invece andrete a passeggiare per l'asciutto, perché noi invece qui siamo destinati a convertirci in ranocchi e in mustri marini o salvatichi. Quindi con la prosa vasariana è sempre molto come dire efficace e anche fotografa in modo sempre vivido anche gli episodi più quotidiani, e quindi è sempre interessante tornare a rileggere non soltanto le vite ma anche il carteggio, che ormai è tutto digitalizzato e quindi è anche come dire agevole da consultare e da analizzare in modo puntuale anche in questi aspetti meno legati alla grande committenza artistica, ma che ci restituiscono veramente che aprono una finestra, diciamo così, sulla vita quotidiana. E da questa disastrosa alluvione però ricordiamo che quindi dall'alluvione del 1557 sarebbero emersi poi una serie di commissioni molto importanti, come ad esempio la costruzione del nuovo ponte Santa Trinita ad opera di Bartolomeo Ammannati, o la stessa riconfigurazione di Santa Croce e Santa Maria Novella che Vasari avrebbe realizzato distruggendo i tramezzi, quindi queste strutture monumentali che dividevano le navate dall'altare maggiore, e quindi cambiando profondamente l'immagine che oggi abbiamo sia di Santa Maria Novella che di Santa Croce. Quindi da questo disastroso evento comunque la città si rialzò con fatica e anche grandi danni economici e dolore nella popolazione, perché si ebbero molti morti, ma insomma qualcosa è rimasto anche di positivo da quell'evento così drammatico e certamente portatore di morte e molto altro. Quindi questo per entrare nell'argomento e dire quindi che l'Arno e la piana insomma ha una storia complessa, e anche tutti i disastri che oggi ancora vediamo e che qualcuno di voi forse ha vissuto essendo nato prima del 1966, diciamo ancora non ci hanno insegnato niente, perché appunto abbiamo continuato a costruire, forse anche la sede oggi per ricordarlo, siamo andati a costruire soprattutto dagli anni 60 in poi nelle zone di naturale esondazione del fiume,
mettendo sia le attività produttive ma anche le abitazioni, i centri abitati a un pericolo che la storia ci avrebbe insegnato a tenere alla giusta distanza, e quindi a valutare e quindi a considerare anche quanto è successo nei secoli precedenti, e evidentemente la lezione non è stata di utilità alcuna alle nostre amministrazioni, ma anche a noi stessi, perché c'è anche come dire, un senso civico, e probabilmente questi incontri servono anche a richiamarlo, nella consapevolezza e quindi nell'avere una prospettiva critica nei confronti anche delle decisioni che altri prendono per noi e che non dobbiamo assolutamente subire. Quindi questo fiume è protagonista dell'attività economica e della vita quotidiana per secoli, tanto che diciamo così questa idrovia trova nella nuova fase che l'arte e l'architettura conoscono dal 400 in poi una sua cristallizzazione anche figurativa. Quindi diventa questa capacità e questo intento di essere da parte dei pittori di voler rendere con realismo il contesto e quindi la vita quotidiana, e quindi dare un risalto particolare attraverso la pittura al mondo fisico che costituiva il contesto di vita quotidiana, fa sì che anche il fiume divenga protagonista in opere d'arte di grande rilievo. Uno dei più noti a questo titolo è certamente l'affresco di Alessio Baldovinetti nella Basilica della Santissima Annunziata, che qui vi propongo perché al di là del valore artistico dell'opera ci dà conto di un paesaggio certamente idealizzato, ma che evidenzia una natura, diciamo una presenza piuttosto scarsa di edifici signorili, vedete, ma anche di modeste abitazioni. Vedete al centro queste case torri che sono una sorta di fossile, una sorta di relitto della grande stagione del XIII secolo, che aveva visto urbanizzare le campagne da parte del patriziato urbano, e poi sullo sfondo quello che è stato individuato come le Prato e Pistoia. Ma insomma sull'identificazione di questi centri urbani sullo sfondo gli studiosi stanno ancora discutendo, ma a noi non interessa tanto l'iconografia o comunque un'identificazione puntuale dei centri urbani, quanto evocare attraverso l'immagine di Baldovinetti un contesto dove appunto il fiume ha un ruolo fondamentale, e lo stesso lo possiamo vedere in questa celeberrima opera attribuita ora a Antonio, ora a Piero, ma insomma i fratelli Pollaiolo erano una premiata ditta importantissima nella Firenze degli anni 70, nella Firenze di Lorenzo e prima del padre Piero il Gottoso, una bottega antagonista a quella di Verrocchio, ad esempio, a cui probabilmente anche Leonardo stesso ha guardato. Questo pregevolissimo dipinto della National Gallery ha in primo piano naturalmente il santo e il suo martirio, ma oltre a un importante frammento di architettura antica che si vede sulla sinistra, grande protagonista è anche questo sfondo dall'intento realistico, evocativo, ma anche realistico, che ci mostra appunto quello che gli studiosi individuano come la valle dell'Arno. Quindi un fiume che torna poi anche in altri dipinti dei Pollaiolo, questo in particolare attribuito dalla critica a Antonio, in un dipinto prettamente come dire, legato alla celebrazione del mito, quindi a una committenza alta e colta. Lo scenario però ha una funzione determinante e caratterizzante l'opera, al pari delle figure che popolano questo quadro. E lo stesso anche nell'altro, Ercole e Idra. Vedete certamente la gestualità della figura principale, la sua hubris, diciamo così, nei confronti della figura mostruosa, ma lo sfondo è ancora una volta il fiume, e se potessimo avere degli ingrandimenti adeguati potremmo anche
tentare di analizzare il tipo di coltura, il tipo di alberatura e quindi verificare in modo puntuale l'intento realistico che i pollaioli mettano, rappresentando in modo lenticolare appunto il paesaggio come elemento non accessorio, ma denotativo della qualità e dell'espressività del dipinto stesso. Di questo ho appunto un particolare in bianco e nero, non è ottima la fotografia, ma mi permette di seguire un po' il discorso che stavo facendo. Quindi il paesaggio e l'Arno in particolare non è certamente un accessorio, ma è parte fondamentale della narrazione figurativa che i pollaiolo realizzano e restituiscono in questa opera d'arte. Oggi abbiamo scusate, strumenti molto come dire, avanzati per capire la morfologia e restituire anche in modo efficace, come queste immagini che hanno fatto i colleghi di urbanistica, il contesto morfologico, geomorfologico direbbero gli urbanisti, ma anche i geografi che ci ospitano oggi. Quindi se noi spogliamo come dire, la affollata piana di oggi, comunque dove vediamo quali sono le caratteristiche principali, quindi la città, la Valle dell'Arno e poi il massiccio del Monte Albano che si protende appunto verso la Valle dell'Arno, e poi invece il fiume che scorre in questa valle e arriva fino a Pisa. Ma se noi appunto spogliamo tutti gli elementi di urbanizzazione recentissima e anche eliminiamo alcuni segni che disturbano, diciamo così, la lettura di questa che è una cartografia che appunto evidenzia l'andamento orografico del territorio della piana fiorentina e oltre fino a Pisa, capiamo bene qual è il contesto e anche le difficoltà proprio geologiche e geomorfologiche che segnano questo territorio così fragile e così delicato, di cui i governanti hanno sempre avuto molta contezza. Perché parlo di governanti? Ci sono degli studi a macro scala, quelli che chiamerebbero gli anglosassoni la global history, che hanno evidenziato come le grandi stagioni, le grandi campagne di lavori idraulici che nella storia si sono stratificate, e parlo della storia con la S maiuscola, cioè quella che va per millenni, non per decenni o per secoli. Dicevo che i grandi lavori, le grandi imprese idrauliche sono sempre stati legati a momenti in cui esisteva un'autorità solida che poteva garantire non soltanto l'esecuzione attraverso mezzi come la schiavitù nell'età antica e poi le corvée in epoca medievale e rinascimentale e moderna, potevano garantire quindi una gestione organizzata di queste grandi opere, ma soprattutto un controllo omogeneo e coerente di vari territori assoggettati a un'unica autorità. Quindi parliamo, ad esempio, se banalizzo per gli egiziani, appunto, ai faraoni, in età per i romani all'imperatore e così via. Quindi quando si sono create le condizioni per cui ci fosse un'autorità stabile e quasi potremmo dire anche tirannica, che permettesse una organica gestione dei singoli luoghi, delle singole comunità, delle singole realtà amministrative, e poi che potesse contare su quantità di manodopera e anche di denaro sufficiente, si sono create quindi le condizioni per promuovere e realizzare opere idrauliche imponenti. Ecco, questo quando accade nella nostra realtà e nel contesto cronologico che stiamo analizzando. Diciamo che dalla metà del 300 Firenze ormai è una città che ha un'area di controllo molto vasta. Pistoia ormai è stata inglobata come Prato e Pisa però sarà assoggettata soltanto nel secondo decennio del 400 e rimarrà fiorentina fino appunto alla ribellione del 1498. Quindi diciamo
sempre per schematizzare, che intorno alla metà del 400 la valle dell'Arno è sottoposta al controllo della Repubblica Fiorentina, e questo è un fattore determinante, perché capite bene che un territorio complesso e articolato può trovare, almeno a livello di progettazione, una forma di controllo e governo della complessità territoriale concentrata in un'unica figura, in questo caso il governo, perché siamo in una repubblica, ma sappiamo bene che è una repubblica dove i medici, almeno fino alla cacciata nel 1494, esercitano un controllo diretto, un controllo che avviene proprio anche, forse lo saprete, determinando le liste degli eleggibili, con una prassi che oggi ci fa un po', come dire, alzare il sopracciglio, ma che in realtà ha permesso per quasi 40 anni alla famiglia di tenere strettamente le redini del potere, mettendo i propri accoliti nelle magistrature chiave, che quindi consentivano anche di gestire la complessità. E quando si parla di lavori territoriali, di lavori idraulici, la complessità è certamente un aspetto fondamentale, un aspetto determinante. Quindi possiamo dire che è nella Firenze di Piero, il Gottoso e poi di Lorenzo, che il tema dell'Arno e della sistemazione dei lavori dell'asta fluviale, e quindi la difesa dei territori dalle esondazioni del fiume, acquisisce una sua centralità e una sua prima organica trattazione. Noi sappiamo da alcune fonti che Piero il Gottoso, già quindi negli anni 60 del 400, aveva iniziato a ipotizzare una serie di interventi organici all'asta fluviale, e aveva chiesto anche una serie di progetti a un architetto che magari è poco noto al grande pubblico, ma per noi è una figura molto importante, che si chiama Fancelli, un collaboratore di Leon Battista Alberti, che grande fortuna farà a Mantova e che è una figura di tecnico molto molto importante, e che ha una sua anche storiografia, un suo approfondimento negli studi specialistici. È proprio Fancelli che racconta in una lettera rivolta a Lorenzo il Magnifico che con il padre aveva discusso appunto di progetti di rettifica del corso dell'Arno, di bonifica di certe aree, facendo intendere che negli anni di Piero il Gottoso, quindi ribadisco negli anni 40, negli anni 60, scusate, del 400, si cominciava a intendere l'asta fluviale dell'Arno e dei territori limitrofi come un sistema organico da trattare nella sua complessità, quindi non più interventi puntuali a riparare quella fuoriuscita e quella esondazione, che ne so, nei pressi di Campi piuttosto che nei pressi di Signa, ma pensare a una serie di interventi coordinati e anche che si dipanavano geograficamente a una scala molto ampia. Questi interventi Piero non li ha portati a termine, Lorenzo però li recupera e almeno a livello di progetto ci sono testimonianze che ci dicono come Lorenzo abbia pensato, Lorenzo il Magnifico, a intervenire sull'asta fluviale, soprattutto per difendere i raccolti, per favorire anche la navigazione del fiume e contribuire a una bonifica della pianura pisana, che era messa molto male, nonostante che nel Medioevo le autorità della città avessero promosso la costruzione di tutta una serie di canali di scolo che permettevano al fiume in piena di andare verso sud-ovest, quindi verso Stagno, ma insomma poi la decadenza di Pisa economica aveva determinato l'abbandono di queste infrastrutture importantissime e anche all'avanguardia. Se noi pensiamo, sono state realizzate fra il 1100 e il 1250, quindi opere che a noi oggi fanno impallidire per la grandiosità e anche per i mezzi che avevano a disposizione. Comunque Lorenzo interviene parzialmente nella bonifica della pianura pisana, ma in realtà non
realizza grandi interventi di sistemazione dell'Arno nella piana fiorentina. Però sappiamo, e questa è una cosa importante, che Leonardo, mentre stava al servizio del Magnifico nel giardino di San Marco, questa sorta di accademia che Lorenzo aveva creato nell'attuale area della Palazzina della Livia, quindi nell'area a fianco, diciamo così, della chiesa di San Marco, questa accademia dove gli artisti e i letterati lavoravano fianco a fianco. Anche il giovane Michelangelo si è formato nel giardino di San Marco. Ecco, anche Leonardo, giovane, si trova nel giardino di San Marco e a quella data, quindi lui stesso, o almeno diciamo così, Vasari ci racconta nella seconda edizione delle Vite, che appunto Leonardo si era precocemente dedicato ai progetti di regimazione e di canalizzazione dell'Arno. Ci sono numerosissime testimonianze nel suo vastissimo corpus, sono migliaia e migliaia di fogli, che anche questi oggi, se qualcuno fosse interessato, li può consultare online, anche con le trascrizioni nel sito della Biblioteca Leonardiana di Vinci, quindi può anche fare delle ricerche, solo mettendo la parola Arno, vedrete che ci sono almeno 100 occorrenze, quindi l'Arno per Leonardo è stato fondamentale anche dopo la sua partenza per Milano nel 1482, partenza che lo vede andare dallo Sforza con una lettera di autopresentazione dove dice che sa benissimo come si regimentano i fiumi, come si muove l'acqua da una parte all'altra, e quindi dimostra di aver contezza della complessità di un cantiere di ingegneria idraulica. Quindi quando è a Milano, però nel 1498 già comincia, abbiamo dei disegni, a riflettere, a tornare quindi a pensare a come risolvere i problemi dell'esondazione e soprattutto come migliorare la navigabilità dell'Arno. E perché proprio a Milano? Perché trovandosi a Milano naturalmente trova un contesto completamente diverso, dove in tema di canali, di sistemazione idraulica del territorio, certamente erano molto più avanti di quanto si poteva osservare e conoscere e anche imparare nella nostra realtà. C'era una tradizione molto più antica di sfruttamento delle acque per i trasporti e anche di valorizzazione dell'acqua per gli opifici idraulici. Quindi è come se in questo contesto dove appunto la corte sforzesca, i maestri d'acqua, i cosiddetti esperti, erano una presenza ubiquitaria. Voglio ricordare che una figura importante per gli studi di storia dell'architettura, un trattatista, Cesare Cesariano, in una sua memoria dice che tutti i contadini della Lombardia sapevano come creare un canale e come spostare l'acqua da un luogo all'altro. Quindi un sapere sedimentato e plurisecolare con cui Leonardo viene a contatto e che evidentemente lascia tracce. Quindi abbiamo dei disegni del 1498, quando lui appunto è a Milano ma pensa all'Arno. E queste riflessioni sull'Arno, quindi compiute quando era ancora a Firenze, diciamo così, nella cerchia del Magnifico, e poi a Milano, gli torneranno utili e torneranno quindi riflessioni di primo piano quando torna a Firenze per la terza volta nel 1503. E quindi nel 1503 noi abbiamo una serie di disegni, sono quelli che vi mostro qui oggi, che sono conservati fra Windsor e Madrid, che sono molto importanti non solo dal punto di vista della storia biografica di Leonardo, cioè che ci illustrano come nel 1503, appena tornato a Firenze, si occupi proprio subito dell'Arno, quindi come se fosse un problema urgente dove lui si sente ormai pronto a intervenire e con competenze maturate appunto a Milano. Ma anche perché, come lo stesso Rombay ha detto, si tratta di disegni che segnano un nuovo modo di fare cartografia, dove disegno e progetto si confondono
e che per noi diventano una testimonianza fondamentale, perché ci restituiscono come prima testimonianza che abbiamo a disposizione l'assetto della piana dell'Arno e quindi anche della piana fiorentina all'inizio del Cinquecento. Ora non è questa la sede per entrare nel merito della valutazione di che cosa siano questi disegni, dei contenuti, la sequenza cronologica, perché Leonardo è un tema veramente complesso e spesso anche, tra virgolette, pericoloso, perché la deriva feticistica che ha segnato anche gli ultimi mesi, se non gli ultimi 2 anni con le celebrazioni leonardiane, parlano da soli, insomma, quindi è un argomento che va sempre toccato con le pinze, perché poi tutto è di Leonardo e niente è di Leonardo, ma insomma a noi interessa qui valorizzare il valore documentale di queste rappresentazioni, soprattutto per le informazioni che restituiscono. Cosa ci fa vedere ad esempio questo disegno? Ci mostra l'abitato di Firenze, poi tutti i centri più piccoli che costellano questa vasta area, rappresentati anche in modo certamente schematizzato, ma caratterizzando però con alcuni elementi i vari centri, e quindi ha una visione ravvicinata anche questo tipo di rappresentazione, seppur appunto iconica, cioè che valorizza certi simboli per identificare il luogo, ha comunque una sua valenza e quindi merita di essere sottolineata. Poi abbiamo questo leggero tratto che vedete in alto, che è appunto quello che gli studiosi, soprattutto in questi ultimi 18 mesi, diciamo, c'è stato proprio un punto di accumulazione di studi su questo tema, è questo progetto per un canale grandioso che Leonardo pensa di realizzare per favorire le comunicazioni, in quanto vi ho detto appunto durante l'estate l'Arno era praticamente in secca, e poi anche per trovare una via alternativa a quella di terra per collegare Firenze, Prato e Pistoia. Per farla breve, noi abbiamo fatto tutta una serie di verifiche con gli ingegneri idraulici e nostro malgrado abbiamo appurato che questo canale non ha i fondamenti proprio ingegneristici per funzionare, perché qua alla sella di Serravalle, che è la salita che voi fate se fate la 11, e vedete che anche le vostre macchine probabilmente faticano a fare quella salita in quinta, quindi bisogna cambiare marcia, l'acqua per andare in salita avrebbe avuto bisogno, abbiamo fatto i calcoli in modo molto preciso, di almeno 100 chiuse, quindi capite bene che è un'opera irrealizzabile, e poi ci sarebbe voluto quasi un mese per far sì che queste vasche, queste chiuse si riempissero e si svuotassero. Se pensate che in soli 2 giorni col navicello si poteva andare con l'acqua in abbondanza da Firenze a Pisa, capite bene che questo canale certo avrebbe funzionato d'estate, ma poi bisogna vedere come alimentarlo, perché anche questo è un aspetto che sembra Leonardo non abbia ben valutato. Capite bene che i tempi di percorrenza e i costi anche per tenere in funzione un numero così alto di chiuse sono veramente poco come dire, utili, diciamo, e quindi fanno sì che questo sia un grande progetto che dal punto di vista concettuale ha una sua rilevanza, ma che poi nella fattibilità è irrealizzabile. Devo dire però che sono state scritte pagine su questo grandioso canale e però appunto ci siamo messi con carta e penna e soprattutto con i mezzi che abbiamo oggi a fare le prove in collaborazione con ingegneri idraulici, e questo canale purtroppo non può funzionare. Però a noi rimangono comunque l'idea, che è certamente importante, la capacità anche di Leonardo di far capire anche ai suoi committenti, perché questo è un disegno che avrà mostrato a qualcuno, è un disegno, vedete sulla sinistra, in scala, quindi ha una sua veridicità dimensionale, far capire e restituire come l'Arno poi dialoghi con le aree palustri e quindi vada come dire, trattato appunto come un sistema. Ma ribadisco, questo già Piero il Gottoso, quindi 40 anni prima di questi disegni, e poi soprattutto Lorenzo il Magnifico avevano intuito questa prospettiva, che è quindi
una prospettiva molto importante. E lo stesso vediamo nei disegni preparatori, quindi altro elemento che colpisce, oltre a questo canale fantasmagorico, perché non trovo altro aggettivo per qualificare questo progetto, ci fa vedere comunque anche le numerose ansie dell'Arno, che oggi non vediamo nella cartografia attuale, perché l'Arno è stato progressivamente rettificato con quelli che chiamiamo tagli, cioè delle azioni molto complesse che hanno creato dei bypass, cioè hanno eliminato le curve e hanno prodotto quindi un diverso percorso del fiume. Immaginatevi con quel tipo di attrezzature, le prime rettifiche le fa Cosimo I alla metà del Cinquecento e poi si susseguono nel tempo. Capite bene che si tratta tutti di lavori fatti a forza di braccia, lavorando in condizioni anche molto difficili, quindi sono state imprese molto complesse. Questa è un'altra versione, qui vedete in modo anche qui innovativo e originale, ma su questo Rombay ha scritto molto e quindi vi invito anche a ripercorrere le sue osservazioni, anche con una sensibilità proprio da pittore, no? Riesce a restituire gli elementi determinanti, cioè i rilievi montuosi, le auree palustri e appunto poi l'asta dell'Arno. E questo immancabile canale appunto che lui evidentemente su cui rifletteva e pensava. Lo stesso la parte verso Pisa, con queste numerose anse, e poi anche quelli che vedete sono tracce fondamentali per capire l'assetto della piana pisana, perché lui dà conto di una serie di fossi, ad esempio il Fosso Vecchio è un fosso che è stato realizzato appunto all'inizio del 200 e altri sono ancora più antichi, questo qua, quindi dà conto di una rete che oggi è sparita oppure è stata modificata poi nel corso dei secoli, quindi al di là di tutto questi disegni rappresentano una sorta di fotografia ante litteram molto precisa dell'assetto dell'area. Qui abbiamo, come dire, reso ancora più evidente con questo tratto azzurro il canale, per farvi capire quale potesse essere la sua idea, con anche alcune variazioni, ma insomma il punto critico, come vi ho detto, è qui a Serravalle, perché si passa si deve superare una quota di quasi 60 metri dalla partenza a Serravalle, capite bene che è molto difficile. Il canale poi probabilmente è passato Serravalle, non sappiamo come, appunto, o con le chiuse oppure secondo altri studi, come quello ad esempio di Camerota, addirittura scavando, creando o in galleria, ma capite bene si tratta di 1 chilometro, quindi forse anche di più, quindi non è realizzabile, oppure in trincea, ma capite bene che qui in questo punto la roccia, abbiamo fatto delle analisi geologiche, è molto dura, quindi anche scavare un percorso in trincea non risponde al criterio della fattibilità. Quindi le varie ipotesi interpretative, capite bene, quindi si passa, cioè da passare un dislivello consistente, e questo è il punto critico, quello di Serravalle. Andiamo avanti rapidamente. Quindi, diciamo così, vedete bene che anche, perché ho evocato Leonardo? Prima cosa perché come vi ho detto, questi disegni sono una testimonianza cartografica preziosissima, ma poi perché ci dicono che anche una figura poliedrica come quella di Leonardo, che in quel momento però si accreditava anche come ingegnere idraulico, si confronta appena arrivato a Firenze con questo problema. Considerate che Leonardo nel 1503 sarebbe stato incaricato di dipingere la battaglia di Anghiari, e quindi nonostante fosse così come dire, preso da questa grande commissione, la commissione più importante della città, decorare la sala, l'aula che rappresentava il potere democratico dopo la cacciata dei Medici, ecco, nonostante quindi sia impegnato in una commissione artistica di così grande livello, non dimentica comunque di approcciarsi anche al tema dell'ingegneria idraulica e della sistemazione dell'Arno. L'Arno che appunto aveva problemi sia nella piana ma anche subito dopo Firenze. Vedete già da questa cartografia che l'Arno viene rappresentato non come un corso d'acqua contenuto
e regimentato, ma ha delle divagazioni, quelle che vengono chiamate bisarni, e siamo infatti nell'area dei Renai, dove il fiume compieva numerose divagazioni. In questa immagine vi ho evidenziato come il percorso che noi vediamo è molto diverso appunto da quello che ci rappresenta Leonardo, e quindi della realtà dell'assetto del fiume, delle aree limitrofe all'inizio del Cinquecento. Questo è un grafico che ha creato Marco Piccardi, un bravissimo studioso, un geografo che da tanti anni lavora su questi temi, e con questa immagine così efficace ci fa capire come l'Arno che vediamo oggi avesse un percorso totalmente diverso. Qui siamo appunto ancora alle porte di Firenze, e vedete bene quanto sia cambiato. E lo stesso anche verso Pisa. Qui siamo a Vico Pisano, negli anni 50 del Cinquecento Cosimo I fa tagliare l'ansa di Vico Pisano, quindi capite bene, questo era in marrone il vecchio corso del fiume, e questo è quello che gli viene dato dai lavori idraulici promossi da Cosimo I. Ma lo stesso potremmo dire per la zona di Empoli Vecchio, dove appunto anche lì c'era una gigantesca ansa che è stata tagliata, ecco la vedete qui, Montelupo Fiorentina, quindi prima di Montelupo l'Arno andava verso nord e compieva una doppia ansa. Anche questa è stata rettificata negli anni 50 del Cinquecento, sempre per volere di Cosimo I. Perché Cosimo I può realizzare questi tagli imponenti sia a Montelupo, fra Montelupo e Limite, e poi a Vico Pisano? Perché è quello che vi dicevo prima, cioè ancor più che con Lorenzo, Cosimo I è la figura apicale di quello che possiamo chiamare Stato territoriale. Firenze ormai con Cosimo, dopo il 1557, è a capo di uno Stato che comprende anche Siena e Grosseto, quindi con Cosimo abbiamo veramente una configurazione quasi coincidente all'attuale nostra regione. Manca Lucca, che come saprete sarà un enclave fino alla metà dell'Ottocento, ma insomma Cosimo I è colui che fonda lo Stato territoriale e lo governa con pugno durissimo, quasi appunto da tiranno, e questa sua autorità gli permette di promuovere questo tipo di lavori con il sistema delle comandate. Cosa sono le comandate? Sono prestazioni di opera semigratuita che prevedevano l'impiego di contadini ma anche di artigiani in modo forzoso in commissioni pubbliche sia civili che militari. Si tratta di un sistema che già la Repubblica nel 400 aveva utilizzato, ma soprattutto per le fortificazioni, quindi in caso di pericolo, per mobilitare la popolazione in opere di pubblica utilità, che Cosimo invece modifica e amplifica con anche crudeltà. Noi abbiamo decine e decine di lettere che ci testimoniano come i funzionari di Cosimo si rivolgevano agli amministratori delle singole comunità, Campi, Sesto, Empoli, Montelupo, che andavano porta a porta a bussare nelle case dove c'erano uomini, quindi dai 16 ai 60 anni, dicono le normative, che avevano l'obbligo di prestare servizio a una paga irrisoria nelle opere di bonifica, nelle opere di fortificazione e anche in qualche cantiere del Duca, quindi in questa commistione fra pubblico e privato che lo Stato di età moderna sempre ha mantenuto. Però grazie a questo sistema di reclutamento coatto della manodopera, Cosimo ha potuto realizzare questi grandiosi lavori di rettifica e di canalizzazione del fiume. Perché dico forzoso? Perché non ci si poteva ribellare. Qualcuno ha acceso il microfono? Come dire, c'erano tentativi di corruzione naturalmente, perché quando venivano a bussare la porta, se apriva qualcuno che aveva qualche denaro da dare al messo, si poteva, come dire, evitare di fare
questa sorta di servizio civile, ma molto più faticoso del nostro servizio civile naturalmente, ma in realtà appunto chi non obbediva a questa chiamata veniva incarcerato o anche punito con tratti di fune, quindi tortura. È un modo di gestire i lavori pubblici che è un po' cruento, però forse potrebbe, come dire, essere un incentivo allo sblocco dei cantieri. Non suggeriamolo naturalmente al nostro presidente incaricato, perché magari ripristina anche il sistema delle comandate. Scusatemi la battuta, ma anche per alleggerire un argomento che ho studiato tanto e mi ha anche colpito, perché da giovane laureanda con la professoressa Rombi, quando studiavo questi argomenti, trovare queste suppliche di contadini disperati che volevano evitare di partire e non andare soltanto in riva all'Arno vicino casa, ma anche essere mandati all'isola d'Elba piuttosto che in Maremma, quindi allontanati dalle proprie case per mesi e mesi, con risultati, come in questo caso, diciamo positivi, ma in altre opere anche no, perché si tratta sempre di interventi sottoposti a una serie di variabili indefinibili. Quindi abbiamo notizie di molti lavori che Cosimo ha promosso e che alla prima esondazione sono andati persi. Voglio ricordarvi ad esempio che Vasari, nella vita del Tribolo, uno scultore, anche questo forse che non dice molto ai più, ma che in realtà è lo scultore architetto che ha progettato il primo nucleo di Boboli, che ha progettato il primo nucleo della Villa di Castello, quindi comunque una figura di grande rilievo. Ecco, Vasari ci dice che Tribolo morì anticipatamente proprio per il dispiacere di lavori andati male nel Paduro di Fucecchio. Lui dice proprio che per il dispiacere ne morì. Quindi anche questo Vasari però è interessante che lo dica, perché lo mette in chiusura della vita dello scultore, come a dire appunto guai a avvicinarsi a lavori così come dire problematici, a lavori di cui non si ha come dire, sicurezza dell'esito, perché infatti lui dice se avesse fatto lo scultore e basta e non l'ingegnere idraulico forse non sarebbe morto così precocemente. Comunque, scusatemi la digressione, ma è interessante anche capire come i contemporanei percepivano queste opere così complesse e così articolate, che però appunto erano considerate necessarie sia per salvaguardare, qui ci sono altre immagini che chiariscono appunto l'andamento del fiume, sia dicevo per salvaguardare le terre dall'esondazione, sia per favorire, ribadisco, la viabilità. Questa è un'altra immagine molto interessante, una scala più ampia che vi permette di avere pienamente contezza con grande efficacia di quanto il fiume che vediamo oggi sia diverso, sia stato sottoposto nei secoli a un continuo lavorio che ne ha cambiato l'assetto e la morfologia. Ecco allora però che sapere avere consapevolezza di questi elementi fa sì che si possa anche evitare di costruire in aree dove l'Arno nei secoli precedenti aveva il suo corso, no? Quindi questi studi non è che sono soltanto erudizione e filologia, ma stanno prendendo campo anche presso le autorità di bacino piuttosto che le amministrazioni interprovinciali, perché studiare i paleoalvei, studiare le modifiche del corso del fiume diventa uno strumento in più per evitare appunto che i disastri che abbiamo conosciuto si ripetano. Questo è un altro bellissimo disegno di Leonardo che riguarda proprio l'area alle porte di Firenze. Qui in basso c'è Porta a Prato, quindi vedete come fuori di Porta a Prato l'Arno non aveva un suo letto, ma aveva un andamento molto rizomatico, quasi, quindi una serie di articolazioni che però appunto anche qui ci dovrebbero far riflettere. Questo letto così ampio era un problema per la navigazione certamente, ma creava anche delle zone in cui il fiume poteva scaricare la sua rabbia. Sapete che oggi si costruiscono le casse di espansione, ne sono state realizzate almeno 2,
a valle di Firenze, o comunque una è pronta e l'altra è in via di realizzazione, ma ora noi siamo costretti a costruire le vasche di espansione. Ma in realtà in passato appunto si lasciavano delle aree di rispetto per cui il fiume era libero di fuoriuscire. E io mi ricordo che 20 anni fa fui molto colpita da una frase che Leonardo Rombai aveva selezionato dal magmatico corpus leonardiano, perché oggi abbiamo appunto gli strumenti digitali per consultare Leonardo, prima no, e quindi anche trovare delle riflessioni di Leonardo nelle migliaia e migliaia di scritti non era semplice. E Rombai aveva isolato questa frase che si trova in un disegno di Windsor, un appunto quasi profetico, perché Leonardo ce l'ha questi momenti in cui diventa quasi un vate, diciamo. E Leonardo scrive: Arno non starà mai in canale, è quasi una resa, no? Quindi alla fine ho tanto riflettuto, ho tanto progettato, ho tanto disegnato, ho tanto rilevato e arrivo alla amara conclusione che questo fiume così bizzoso, così rabbioso, a carattere torrentizio, purtroppo non starà mai in canale. E questa osservazione quasi appunto da profezia di Leonardo ci dovrebbe far riflettere. Le ultimissime slide che vi propongo sono proprio legate a come alle testimonianze grafiche che noi abbiamo sul tipo di intervento che fra 500, ma diciamo anche prima, diciamo in età moderna, erano realizzati per contrastare le esondazioni. Oggi noi facciamo queste opere gigantesche di cemento armato che non fanno altro che aumentare la velocità del fiume, diciamo, e quindi renderlo per certi versi anche più pericoloso. Le loro capacità erano molto più limitate, quindi o avevano idea questi tagli che abbiamo visto a Vico Pisano, a Empoli, fra Empoli e Montelupo, oppure molto più quasi quotidianamente realizzavano questi pennelli, così si chiamano, che dovevano, secondo le loro conoscenze molto empiriche, controbilanciare la forza erosiva dell'acqua e quindi proteggere le rive e rinforzarle, quindi renderle immuni dalla forza dell'acqua. Qui siamo nella zona delle cascine, guarda caso le cascine erano un'area proprio lasciata libera, se non per la presenza di questo primo nucleo delle proprietà medicee, proprio per lo sfogo delle acque in caso di piena. Però vedete questi due pennelli, quindi strutture sporgenti verso l'acqua, e dovevano costituire una forma di difesa degli argini. Qui abbiamo un altro disegno, sempre seicentesco, che ci mostra come potevano essere anche realizzati dei consolidamenti delle rive, quindi erano dei pali conficcati nel terreno e tenuti da travi o comunque da altre strutture lignee. Comunque erano strutture molto come dei palliativi, diciamo, che comunque il fatto che loro avevano una concezione diversa dalla nostra, perché per noi un lavoro si fa e poi si lascia andare. Per loro l'idea della manutenzione, e quindi dell'intervento quotidiano nei confronti della sistemazione del territorio, era un concetto molto molto presente. Questo è un trattato del Seicento che ci fa vedere la messa in opera di gabbioni, perché l'alternativa alla costruzione di queste palificate per consolidare le ripe era anche la creazione, proprio quasi una prefabbricazione, no? Di elementi fatti con sempre legno e vegetazione che li teneva insieme, corde che venivano calati per consolidare le rive. Altri disegni, appunto, sempre che vi spiegano come loro creavano le opere di difesa. Anche qui altri elementi verso il fiume, sempre con l'idea di limitare i danni della velocità dell'acqua. E anche questo siamo nella parte a monte di Firenze, e vedete che anche qui cosa si fa? Innanzitutto si accetta che il fiume possa scorrere in modo anche disarticolato, e si creano degli interventi puntuali nei luoghi dove si osserva che il fiume esce e che crea più danni. E quindi, e qui concludo,
questa bellissima immagine che è molto nota, che rappresenta ai primi del Settecento ormai una situazione consolidata. È una pianta, è una cartografia che illustra le bandite, cioè i luoghi riservati alle cacce granducali. E se andiamo a vedere da vicino, vedete che molte aree sono lasciate proprio destinate alla caccia. Perché? Perché si creano anche delle normative che impediscono di tagliare la vegetazione proprio a fine di mantenere un ambiente organicamente come si dice, si potrebbe dire, un ambiente che si autoregola, quindi la vegetazione non dentro l'alveo del fiume naturalmente, ma nelle aree di esondazione fornisce quasi da consolidamento naturale delle rive stesse. Le piante diventano l'habitat ideale per cacciare, perché vi si fermano gli uccelli, diventano rifugio per la selvaggina e così via. Quindi cos'è che ci rimane come lezione da questa epoca molto anche difficile, perché naturalmente anche quei famosi tagli che vi ho detto sono costati dolore e sofferenza e anche morte alle popolazioni che li hanno realizzati, ma ci lasciano anche l'idea di una vicinanza al territorio, di un atteggiamento proattivo, seppur con i limiti tecnologici dell'epoca, e anche con una ineluttabilità degli eventi, quindi una sorta di prendere atto che la natura si può governare ma non combattere o comunque piegare totalmente alle nostre esigenze e ai nostri desideri. E quindi appunto quell'Arno non starà mai in canale mi sembra una ottima, come dire, un ottimo viatico per concludere le nostre riflessioni e proiettarle anche in una dimensione di maggiore consapevolezza nell'avvicinamento a tutto quello che riguarda il fiume, i suoi affluenti e la gestione del territorio. Vi ringrazio. Manuela, noi ringraziamo te, ringraziamo per questa bella conferenza. Vorrei dicesse due parole Leonardo a conclusione della conferenza di Emanuela. Leonardo, sei stato anche chiamato in causa più volte. Ecco, poi Giuseppina Carla Rombi. Anche la Carla, certo, viste la presente. Tante cose. Comunque, grazie a Emanuela perché ci ha dato un quadro veramente poco noto, poco conosciuto anche agli studiosi di una piana abbiamo visto soprattutto lungo l'Arno, ma anche lungo tutti gli altri fiumi, il Bisenzio e gli altri corsi d'acqua minori, che fino alla metà del Cinquecento, fino ai tempi di Da Vinci, ma anche fino agli impegni forti proprio istituzionali di Cosimo I, e quindi soprattutto dopo aver domato Siena e conquistato Siena, insomma, dalla metà degli anni 50, che ha prodotto questa straordinaria trasformazione. Prima era un paesaggio tipo mare in mano, un po' tutta la piana, un'alternanza continua di acque e terre basse, quindi c'era poco da coltivare, quindi fino all'inizio del Cinquecento, insomma. E poi ecco la sistemazione dell'Arno e via via anche la sistemazione delle altri corsi d'acqua ci vuole un po' di tempo, è vero, ma insomma ecco, inizia tutto un risorgimento all'insegna della bonifica e ovviamente all'appropriazione da parte dei medici. Si fecero, è vero, fecero la parte del leone, quindi occupando le aree migliori per farne fattorie, e quelle che non volevano occupare poi le vendevano attraverso le istituzioni che guidavano in qualche modo la bonifica dei capitani di parco. Ma ecco, Carla ha studiato in un modo specifico queste aree, credo che potrebbe dirci tante cose.
Ma intanto no, io ringrazio molto la Emanuela Ferretti perché insomma ha fatto apparire, e credo in maniera molto significativa, una questione importante, cioè che si tratta di un sistema di acque e che quindi l'operazione, cioè Arno, affluenti, eccetera, insomma sono una rete congegnata, e nel caso particolare poi della piana fiorentina, certamente questa parte della, dello sviluppo urbano nella sua storia è stata totalmente innervata su la praticabilità legata a una rete minore di acque che mano a mano ha disegnato e ha in qualche misura anche condizionato le strutture insediative, perché tutta questa serie di canali, Arno che confluisce in Mugnone, eccetera, certamente se vogliamo stare più vicino all'area nord-ovest di Firenze, dobbiamo sicuramente pensare al fatto che in quell'area il reticolo minuto di torrentelli, rii, canali, eccetera, è stato fortemente condizionante l'insediamento. Ma mi piaceva aggiungere anche, credo diventi ancora un elemento di stimolo, insomma questo Arno che è capriccioso, che gira, rigira, eccetera, che ha meandri, ecco, la cosa interessante è che lascia ancora tracce nella toponomastica e in particolare nell'area diciamo a nord e a sud di Firenze, diciamo proprio nella piana, e anche un luogo dove ci sono porti, moltissimi porti, navi, quindi quelle operazioni di messa a punto dei pennelli, di tutto il consolidamento delle ripe, tutte quelle operazioni sono anche operazioni che a cui va aggiunta la questione di riuscire a rendere per tratti non solo navigabile, ma con una serie di strutture di servizio molto importanti per l'economia cittadina e per l'economia minuta. Per dire, certamente, sicuramente l'avete già visto nelle lezioni precedenti, no? Lì nell'area della piana, in particolare a Novore, c'è una chiesettina che si chiama San Cristofano, nascosta ora fra le edilizie, e questa qui, dove, come San Cristofano naturalmente uno che traghetta le cose, ed è esattamente dove c'era un traghetto sulle terre acque che costituivano questa piana, ma ancora la toponomastica, la nave per esempio, ecco appunto infatti diventa un elemento che sostituisce i ponti, eccetera. Quindi ecco, la cosa interessante, che spero che poi appunto negli sviluppi continueremo ad agitare, è proprio questa. Si tratta di un sistema su cui si è intervenuti in vari modi, che è tuttora elemento presente in vari punti, anche se in qualche modo dissestato, slabbrato, eccetera, ma che invece è ancora vivo e che piano piano si comincia a riscoprire e si comincia a rindividuare e forse a diciamo, valorizzare anche come elemento da mantenere, no? Ora, io naturalmente sto anticipando cose che in un futuro farò, però insomma mi pareva utile. Infatti ringrazio di queste mappe che la professoressa Ferretti fa vedere, e a questo punto sul discorso navi, traghetti e soprattutto manutenzione delle sponde, forse qualche cosa può aggiungere. Certamente questa è una bellissima carta che ha pubblicato Corsani tanti anni fa, che riguarda appunto Signa, e
si vede proprio la presenza di una struttura che permetteva lo scarico delle merci, oltre a essere evocato il passo di nave anche con questa imbarcazione. E poi abbiamo altre cartografie che vi facevo vedere prima, dove si vede ad esempio la nave, la nave del Pignone. Quindi cosa vuol dire questo? Che i ponti sull'Arno erano pochissimi. L'ultimo ponte era il ponte Assigna, poi si passava l'Arno a Fucecchio. Quindi pensate bene che da Assigna a Fucecchio non c'erano ponti. Questo fino al XIX secolo. Quindi le rive si passavano con queste navi, con queste zattere, che poi durante la Seconda Guerra Mondiale, con la distruzione dei ponti, sono state ripristinate, quindi siamo ritornati ai tempi che furono. E queste erano strutture, appunto, come diceva la professoressa, che avevano bisogno comunque di un approdo, quindi di una certa stabilità della riva a cui si attraccavano da tutte e due le porte, da tutte e due le parti, scusate. Quindi è un fiume che attraverso, qui vedete, questo è molto interessante perché ci fa vedere i pennelli, quindi queste strutture di, non so se lo vedete, queste strutture di difesa delle rive, ma in questo caso, come diceva acutamente Carla Rombi, in questo caso il pignone è una duplice, il pennello e Pignone, guarda caso si chiama così perché c'era questa struttura, quindi il toponimo Pignone prende il nome dall'opera difesa, perché noi li chiamiamo pennelli, ma si potevano chiamare anche pignoni, e questa struttura aveva una duplice funzione, anche costituire una base solida per le funi, tutte le strutture di servizio che permettevano il passaggio di questa zattera da una parte all'altra, e di questi passi di nave ce n'erano uno ogni chilometro e mezzo, insomma, perché era logico che le persone non potevano non passare da una parte all'altra del fiume. D'altra parte i ponti era molto difficile costruirli e tenerli in funzione. Quello di Fucecchio è un ponte medievale addirittura come fondazione, se non ancora più antico. Quindi capite bene che non era possibile non avere un modo di passare una riva all'altra da Assigna a Fucecchio. Pertanto c'è tutta una stratificazione, un susseguirsi di questi passi che poi erano anche una fonte di guadagno per lo Stato, perché naturalmente il passaggio non era gratuito. Noi abbiamo una fonte importantissima, che anche questa me l'ha insegnata Carla Rombi, e quindi è ancora una volta una Madeleine per me, è l'atto di vendita dei comuni che facevano parte dei domini dei Conti Guidi, quindi un atto di vendita con cui i Guidi vendono i propri possedimenti alla Repubblica di Firenze, atto di vendita che si è svolto in due tranche, una prima volta intorno al 1253 e l'altro 20 anni dopo, intorno al 1273-74, e i Guidi che stavano a Cerreto Guidi, a Vinci, all'Arciano e così via, vendono a Firenze non soltanto i territori, ma vendono anche le persone che ci stanno sopra e ci vendono anche i diritti sui passi di nave. Quindi tramite questo contratto noi riusciamo a stabilire a una data così remota, cioè il XIII secolo, tutti i passaggi che punteggiavano l'Arno da Firenze almeno, diciamo, fino a Fucecchio. Poi ci sono altre fonti nel corso dei secoli che, proprio essendo questi luoghi appunto soggetti a imposizione fiscale, abbiamo una serie di documenti appunto di natura fiscale che ci permettono di ricostruire nel tempo se questi passi di nave hanno mantenuto la loro posizione, se sono cambiati, ma possiamo dire in linea di massima che la struttura che ci restituisce questo documento dei Conti Guidi in realtà è quella che si mantiene poi nel corso dei secoli. Fino a quando? Fino appunto la grande rivoluzione è la strada ferrata. La strada ferrata che appunto è uno sconvolgimento. Anche qui quando facevamo gli studi su Empoli per la mostra del 96-97 avevamo modo di ritornare su cose che gli empolesi conoscevano ma che non tutti sapevano. Cioè quando arrivò la ferrovia a Empoli, i navicellai, cioè tutta
quegli operatori che vivevano di trasporto fluviale cominciarono a fare gli attentati ai treni. Quindi proprio per cercare di combattere una battaglia inutile contro una forma di progresso che ha cancellato però una secolare realtà economica che era legata sia al trasporto che alla realizzazione delle imbarcazioni, perché se il limite nel Novecento è stato un polo industriale per le imbarcazioni, lo deve a questa limite sull'Arno, dico, a questa lunghissima storia di insediamento di maestranze che costruivano le barche che passavano appunto lungo l'Arno e che hanno creato una microeconomia di navicellai, maestri d'ascia, boscaioli per ricavare la legna per le imbarcazioni e via e via e via. Quindi studiare il fiume non è solo studiare, come dire, l'aspetto commerciale o comunque di lavori idraulici, ma è proprio una sorta di cartina di tornasole per trovare dinamiche economiche, sociali e anche artistiche, perché appunto su questo fiume sono state trasportati materiali da costruzione anche di grande pregio e anche per grandissimi protagonisti della nostra storia artistica. Allora, grazie Emanuela. Ci sarebbero, credo, 2 domande. Io mi sono segnata Ivo Guidi e Anna Comparini. Dico bene? Anna, buonasera. Chi comincia? Ivo Guidi? No, io volevo solo ringraziare per la dotta esposizione e per l'interesse che ha avuto su di me. Ecco. Allora, grazie a lei. Do la parola a Anna Comparini e poi c'è Saida Grifoni, sì. Anche lei è un'esperta dell'Arno. E tra l'altro volevo annunciare che nel ciclo di conferenze dell'anno prossimo che partiranno da ottobre ce ne sarà una specifica anche sull'Arno, più trasversale, diciamo, attraverso i secoli. Prego Anna. Sì, allora, buonasera, ringrazio tanto tutti gli interventi e tra l'altro vi faccio davvero i complimenti perché questo ciclo di conferenze perché è veramente interessante. La cosa che vi volevo chiedere è questa, diciamo, proprio in base al fatto che oggi in particolare diciamo, si è data una connotazione e una dimensione, diciamo, anche di tipo proprio evidente, diciamo, a quest'area che normalmente è considerata, se la si guarda come viene considerata oggi, è quasi un contenitore, un multicontenitore nel quale inserire qualsiasi cosa, si passa dall'aeroporto all'inceneritore a spostare il fosso reale per come è messo adesso e quindi diciamo da un punto di vista, io credo sia molto importante, davvero ringrazio tanto Emanuela perché secondo me dovrebbe essere fatto proprio, ora finirà anche la pandemia e diciamo tutti questi problemi, però dovrebbe essere fatto proprio un convegno specifico su il sistema delle acque come patrimonio da salvaguardare e proteggere. Perché, diciamo, se si capisce, spesso i luoghi non vengono, diciamo, affrontati in maniera corretta né da un punto di vista gestionale, amministrativo, diciamo, a livello di un comune, né nemmeno anche a livello di città metropolitana, perché spesso la zona non si conosce. Quindi, diciamo, questa modalità di conoscenza nello specifico ci potrebbe assolutamente aiutare a connotare questa zona come un patrimonio da salvaguardare. Quindi il reticolo che parte da fiumi, da partire dall'Arno fino all'Ombrone, al Bisenzio e tutti i vari torrentelli che costituiscono in quella zona proprio la caratteristica, ecco, se si pensa di farci un aeroporto sopra vuol dire coprire una identità, come se paradossalmente si prendesse la primavera dei Botticelli si decidesse di verniciare perché il muro ci interessa di più. Quindi diciamo da questo punto di vista credo sarebbe molto importante proprio tirare fuori l'identità della piana, perché poi diciamo ora non si è parlato, ma tutta la parte che riguarda la parte faunistica, la parte diciamo in cui ci sono vari stagni, che sono stagni perché la gente li conosce così, ma in realtà se diciamo ci fosse al di là di visite guidate insomma sul territorio all'interno del parco, che ancora parco non è, dovrebbe esserci diciamo proprio uno spunto, una forte spinta diciamo in questa direzione, perché a questo punto questa zona deve rimanere così, perché era la sua natura. Il fatto che appunto
ricordavo, e che Emanuela ha ricordato, che appunto lo stesso Leonardo dice non ci si fa, bisogna tenerlo in quel modo l'Arno, credo sia una cosa bellissima, nel senso che c'è una parte di territorio che non può essere modificata per così tanto. Quindi io credo sarebbe fondamentale diciamo creare, fare cioè diciamo io vi aiuto assolutamente, perché questa cosa per me è cuore, diciamo, per cui diciamo la zona della piana ha proprio bisogno di essere descritta, ricordata, più che altro raccontata, e attraverso le cose che state facendo. Quindi diciamo, in un certo senso, proporre come Italia Nostra ai comuni interessati, che poi sono quelli anche che si stanno in un certo modo difendendo da questa voglia di aeroporto, che non è una cosa che è un capriccio non fare l'aeroporto, che non è un sistema di non voler coinvolgere da un punto di vista economico le forze in campo, è semplicemente un rispetto, una salvaguardia di un sistema di acque che ne ha necessità assoluta. Ecco, vi ringrazio di nuovo, grazie. Grazie a lei, Anna, e vedo che nella chat qualcuno ha chiesto il suo contatto. Sì. Emanuela, potresti interrompere la presentazione? Così sì. C'è qualche altra domanda? Mi pare Saida aveva chiesto di intervenire. Sì, grazie. Allora, sì, io ho studiato l'Arno dal punto di vista geostorico, anche io sono debitrice al mio maestro Leonardo Rombai, che mi ha sostenuto, aiutato in questa affascinante ricerca, che mi ha insegnato, e stasera insomma ho anche trovato nuovi spunti e informazioni che non conoscevo, che questo Arno nel passato era un sistema, era cattivello, però gli uomini avevano imparato a utilizzarlo, ma anche a, come dire, tenerlo come un sistema di infrastrutture sociali anche, oltre che economiche, quindi anche di contenuti immateriali. E appunto oggi invece, come diceva anche Comparini, forse ci siamo un po' dimenticati, no? Mentre la professoressa Ferretti parlava, io così stavo anche pensando a tutto quello che doveva essere la piana, no? È stato un po' detto, il canale Macinante, Italia Nostra si è occupata nel passato anche della sua tutela nella prima parte, quella diciamo investita dalle zone della Movida e anche da altro nel parco, all'inizio del Parco delle Cascine, e dimenticando insomma l'importanza storica di questo manufatto, di questa infrastruttura. Quindi l'Arno ci dovrebbe insegnare ancora, se lo sappiamo e lo vogliamo conoscere, che ha come dire, il diritto di essere anche tenuto in questo conto, e potrebbe anche insegnarci a fare, come dire, a creare un sistema piana Firenze che possa, dove tutto possa essere collegato come prima, perché prima l'eco dell'Arno arrivava fino alla montagna Pistoiese col trasporto ad esempio dei materiali ferrosi dalle colline metallifere. Oggi si mettono tutti questi contenitori, no? Come se si giocasse al Monopoli, scusatemi l'accostamento, ma poi alla fine, quando vengono le piogge, poi si vede, no? Poi la natura riprende anche un po' a volte il suo corso. E allora in questo caso io volevo chiedere alla professoressa Ferretti qualcosa appunto del canale Macinante, soprattutto con l'Arno. Colpevolmente ho dato più peso alla parte figurativa e quindi non c'era tempo, però il canale Macinante certo è un'opera fondamentale, perché siamo negli stessissimi, proprio nello stesso anno, stessi anni dei tagli di Vico Pisano e di Empoli Vecchio, quindi siamo tra il 58, 59, 60 del 500. E ancora una volta quindi ritorna il tema del sistema. È un canale che Cosimo realizza innanzitutto per cercare anche lì di dare una forma di regolamentazione in caso di alluvione, ma proprio per creare un'infrastruttura a sé stante
funzionale agli opifici, quindi ai mulini. Anche perché, forse ve l'avrà detto il relatore l'altra volta, dopo la grande alluvione degli anni 30 del 300, Firenze stabilisce che non si possono costruire mulini da Signa fino a Firenze, e in realtà anche gli altri mulini erano fortemente osteggiati, quelli sulle rive dell'Arno, perché si era capito che in caso di piena, quando il mulino, che ha una sua infrastruttura gettante, frana, crea detriti e quindi agevola le alluvioni, no? E quindi proprio per creare un sistema di alimentazione come dire, autosufficiente, ma anche con una portata d'acqua costante, perché il canale Macinante rispetto all'Arno aveva anche questo obiettivo, cioè quello di fornire in modo continuativo, avendo una sezione ridotta ed essendo stato progettato anche nell'alveo, nelle sue dimensioni appunto dell'alveo, permetteva un corretto funzionamento delle strutture molitorie. Quindi anche quella è un'opera duplice, ha un valore di migliorare il livello delle acque in caso di aumento improvviso di portata, ma anche di permettere agli opifici di avere una quantità d'acqua costante, perché il grande problema di questo fiume rispetto al Po, rispetto ad altri grandi fiumi del nord, è la portata. Cioè, questo è un fiume che cresce facilmente e diminuisce altrettanto facilmente. Ricordiamoci poi, e questa è un'altra cosa che Rombai ha sempre detto, cioè che il clima non è stato lo stesso nel corso dei secoli. Cioè, noi fino a metà Ottocento abbiamo avuto la cosiddetta piccola glaciazione, cioè periodi di grande piovosità, molto maggiore dell'attuale, freddo anche molto più intenso. L'Arno è gelato tante volte nel corso dei secoli. Oggi per noi sembra impossibile pensare che l'Arno sia potuto gelare e ghiacciare, ma anche la quantità d'acqua è sempre stata una quantità d'acqua maggiore. Però nonostante questo periodo di estrema piovosità che è durato fino a metà del XIX secolo, comunque d'estate le estati sono sempre state piuttosto secche, quindi con una quantità d'acqua molto limitata, se no appunto il nostro Badalone non sarebbe miseramente naufragato, con grande vergogna per Filippo, insomma, che però si è ripreso. Però appunto una macchia ce l'ha avuta anche lui. Allora, mi sembra abbia una mano alzata Marco Bini? O no? O l'ha alzata per sbaglio? Alzata per sbaglio. Alzata per sbaglio. Bene. C'è qualche... No, Anna non ho alzato la mano. Buonasera. Non puoi vedere perché c'è la telecamera chiusa, quindi non puoi aver visto la mia mano. No, la vedo, non la mano virtuale. Non è una mano di carne, è una mano simbolica, ma è ancora alzata. Scusa, allora il mouse ha viaggiato per conto suo. Bene, occasione per salutarvi comunque. Grazie. Ciao a tutti. C'è qualche altra domanda? Sono Patrizia Vezzosi, volevo salutarvi. Insomma, interessante la presentazione, come ha detto la professoressa Rombi, appunto l'aspetto sistemico è quello che più mi interessa, e l'aspetto di come noi andiamo, io sono responsabile del progetto Le Vie dei Medici, andiamo a cercare le tappe fondamentali, no, all'interno di questi itinerari diffusi su tutta la Toscana, e quanto patrimonio diffuso, cosiddetto minore, insomma, no? Che poi non lo è affatto, ma proprio perché ha un valore sistemico, ogni cosa sta in relazione con le altre. E poi forse anche mi piaceva sottolineare, forse veramente per valorizzare quest'area, questa piana, forse bisogna anche allargare lo sguardo, arrivare fino a Livorno, quindi, e pensare al canale dei Navicelli, quindi all'unione di Pisa con Livorno, per poi poter risalire l'Arno fino a Firenze, e che dà il senso poi che è un intervento, diciamo, fondamentale per la costruzione dello Stato Mediceo, perché Firenze poi riuscirà ad avere il suo porto, insomma, il porto della Toscana, Livorno. Quindi ecco, grazie a tutti e saluto tutti, ecco, mi piaceva salutare tutti.
Ciao Patrizia. Naturalmente mi piacerebbe coinvolgere la professoressa Ferretti, stiamo costituendo un comitato scientifico con prospettive anche, diciamo, transnazionali e transdisciplinari. Ci piacerebbe molto anche la professoressa Guarducci, insomma, coinvolgervi nel nostro lavoro, ecco, nelle nostre iniziative. Va bene, tanti nostri contatti ce li avete, insomma, la nostra mail. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, allora io saluto i miei cugini, che li vedo, Cinzia e Gianluca, e tutti quelli che conosco. Vi ringrazio per la partecipazione. Il prossimo, il 5 marzo, abbiamo Marco Bini e Gabriello Refice, non so chi dei due parlerà, su Firenze la Piana nell'età lorenese. Bene? Allora, grazie a tutti, buonasera. Gloria, buona Grazie, buonasera. Grazie. Buonasera.